Una data certa di chiusura dei cantieri, tariffe azzerate per tutto il 2020 e nuove corse di treni per dare un'alternativa ai turisti che vogliono raggiungere il Tigullio. Con queste richieste, un folto gruppo di ristoratori e albergatori di Santa Margherita Ligure e dei comuni limitrofi alza la voce per denunciare la situazione di pesante disagio che stanno attraversando. Dopo i 3 mesi di chiusura e la riapertura con capienza ridotta, la situazione attuale delle autostrade liguri sta scoraggiando anche quei pochi turisti dallo scegliere la Liguria. Abbiamo avuto questa bruttissima sorpresa ai primi di giugno di constatare attraverso le telefonate dei nostri clienti che disperati ci telefonavano dicendo che dovevano o annullare o ritardare di diverse ore la prenotazione per la situazione dei cantieri aperti nella Liguria in generale e nel Levante Ligure in particolare. Ha creato un danno subito, direi un danno immediato, sia d'immagine innanzitutto, ma poi un danno economico. Dopo i pesanti disagi della mattina del 9 giugno e il conseguente incontro con Regione Liguria, Autostrade aveva assicurato cantieri aperti 7 giorni su 7 per terminare gli interventi il prima possibile. Sicuramente però proseguiranno per tutto il mese di giugno. È gravissimo quello che è accaduto, purtroppo adesso porre rimedio sarà molto difficile perché siamo consapevoli che ci aspettano altri weekend difficili e questo è veramente un problema in un momento in cui i problemi, come potete immaginare, non mancano. Quindi aggiungere anche questo problema è veramente purtroppo in negativo, la classica ciliegina sulla torta.